Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle. Siamo a Bordano e abbiamo un ospite speciale che avete già visto in altre puntate, Marco Uliana, biologo e entomologo del Museo di Storia Naturale di Venezia, che è venuto oggi a trovarci. E allora l'ho subito incastrato, ho detto allora giriamo qualcosa insieme nelle serre, perché è sempre molto divertente girare insieme a lui. E quindi abbiamo deciso oggi di parlare di odori. Facciamo un esempio. Vedete questo insetto stecco che ho in mano, è un Sipiloidea del Madagascar, che se viene disturbato produce una sostanza deterrente, cioè una sostanza fastidiosa. In realtà per me sa più un odore da erba, ma magari i suoi predatori, per lo più gli uccelli insettivori, magari lo trovano proprio come qualcosa di disgustoso. Ecco, in questo caso l'odore ha un significato difensivo, appunto deterrente. Puzzo, così non mi mangi. Diceva Marco che la sostanza che produce questo insetto per essere deterrente in realtà la si trova anche in altri insetti. Ah sì, in realtà non solo in altri insetti ma anche in vertebrati, mammiferi, uccelli, e non sempre ha lo stesso significato. In realtà questo animale, come in generale tutti gli insetti che si difendono chimicamente, produce una miscela di sostanze, e una delle sostanze più importanti all'interno di questa miscela è la benzaldeide, che appunto è un composto molto diffuso in natura, e per esempio si può riconoscere anche nelle coccinelle, che hanno un odore simile appunto a quello di questo insetto stecco. Anche le coccinelle si difendono chimicamente, hanno un odore che emettono quando disturbate, e fra l'altro segnalano questa cosa con i loro colori molto vistosi. Infatti le coccinelle che tutti amiamo in realtà sono tranquille e anche con questo bel colore rosso e nero, perché sono tossiche, quindi si difendono contro i predatori con sostanze velenose, e per questo hanno questo colore e anche questa indole tranquilla, perché non devono temere i predatori, che infatti le lasciano stare. Ecco, oltre agli insetti stecco abbiamo pensato anche di farvi vedere altri insetti. Che specie è questa? Questa è una pacnoda, si chiama Isculca. Fra l'altro è una specie che è stata scoperta solo un paio di anni fa, prima nessuno l'aveva mai incontrata. Vedete che i colori sono in realtà gli stessi delle coccinelle, nero, giallo, rosso, e quindi sono colori che segnalano che l'insetto si sa difendere. Queste pacnoda si difendono emettendo, diciamo, quando vengono disturbate, degli odori sgradevoli. Benissimo. Dopodiché un altro, vuoi mostrarci anche? La mecina orrina. Ecco, questo è uno scarabeo veramente grosso, e questo quando viene disturbato, anche questo, vero? Diciamo che fa sentire la sua puzza. Bellissimo, chiamato scarabeo vellutato perché, se lo sentite, proprio ha un bellissimo vellutino che forse serve a renderlo idrorepellente, potrebbe essere la teoria che va per la maggiore. Ecco, quindi qui abbiamo rappresentato sostanze chimiche che servono che servono come deterrente. In realtà qui abbiamo dei bruchi di papilio, che sono dei bruchi che se disturbati tirano fuori due piccoli cornetti carnosi che contengono, se c'erano, acido isobutirrico, che se voi sentite è un odore acre e sicuramente deterrente nei confronti sia dei predatori sia probabilmente dei parassitoidi, che sono piccoli insetti che cercano di deporre le uova all'interno della larva. Ecco, non possiamo non citare, parlando di odori sgradevoli, non parlerò di testa, non possiamo non citare, ma sì, stavo scherzando ovviamente, non possiamo non citare che cosa? Le cimici. Esattamente. Le cimici, che sono, diciamo, i rappresentanti, le cimice verdi, o anche quelle che adesso, diciamo, conosciamo forse anche di più di quelle verdi, che sono le cimici asiatiche, che sono i rappresentanti meglio conosciuti di un gruppo vastissimo di insetti che si difendono appunto con
l'odore che conosciamo bene. Anche in questo caso si tratta di diciamo una miscela di composti chimici che vengono emessi da ghiandole particolari. C'è un fatto abbastanza curioso, però direi inaspettato, anch'io mi sono molto sorpreso quando l'ho letto. Alcune di queste sostanze in realtà noi le percepiamo molto sgradevoli perché vengono emesse dalle cimici ad alta concentrazione, ma in realtà a bassa concentrazione le troviamo gradevoli e addirittura sono presenti in molti frutti e vegetali di cui ci cibiamo, e addirittura vengono utilizzati come additivi nell'industria alimentare e aggiunti come insaporitori o diciamo sostanze profumanti nei cibi aromatizzati alla frutta. Cioè, quindi queste sostanze che nelle cimici veramente sicuramente per noi è una cosa sgradevole, perché in realtà a basse dosi ha un altro effetto. Sì, esatto. E quella stessa sostanza? È la stessa sostanza prodotta sinteticamente, non estratta dalla cimice, certo, prodotta in laboratorio, ma quando tu mangi uno yogurt alla frutta, dentro è possibile che ci sia come aromatizzante la stessa cosa che fa puzzare la cimice. Ringrazio Marco Uliana, spero di rivederti, ci vediamo alla prossima puntata e sempre qua, Casa delle Farfalle, Francesco, Marco e tutti gli altri che non vedete, cameraman, regia, ovviamente, fonico, aiuto cameraman, aiuto regia, aiuto fonico. La smetto. Ciao a tutti.